i tifosi della nostra squadra. Mi pare che insomma il buongiorno si sia visto dal mattino per il risultato ma anche per la prestazione. Noi dobbiamo far vedere fin da subito, ho detto che poi hanno scelto bene i calciatori di poter rivestire la maglia del Napoli anche quest'anno. Dobbiamo far vedere che non dobbiamo far pentire i nostri tifosi di aver scelto noi come portavoce della loro passione dentro il campo. Poi, come ho detto prima di là, vestire questa maglia ti obbliga a tentare di vincere sempre, perché non ci sono possibilità di salvezza in nessun risultato, in nessuna prestazione, in nessuna classifica. O vinci o non c'è altra possibilità, per cui fin da subito dovevamo capire che questo è ciò che è scritto nell'etichetta delle maglie del Napoli, perché la passione dei tifosi è scritta lì dentro. Uno come se la mette deve andare subito a esercitare quella convinzione, quella sicurezza, quella forza che la nostra città merita. Le è piaciuto quello che ha visto sul campo? Sì, mi è piaciuto complessivamente, sì. In alcuni momenti abbiamo fatto vedere di essere ancora non cattivissimi, perché il primo tempo non si può non fare gol su azione, non si può non, vista la qualità esercitata, non andare a prendere vantaggi su quelle situazioni create al limite dell'area. Non si può lasciare in discussione una partita così fino al 20° del secondo tempo, perché la mia squadra è più forte di quella del Verona e lo stava facendo vedere, per cui lo devi completare quel discorso lì, non lo puoi fare a metà, anche se si vedeva che poi probabilmente saremmo riusciti a spuntarla. E lì si è fatto vedere un po' di gioventù, di carattere, di personalità. Le faccio l'ultima domanda, un commento sulle prestazioni dei due nuovi molto attesi, Kim e Kvaratskhelia, spero di aver pronunciato bene. Sì, sì, l'ha pronunciato benissimo. Kim è stato perfetto, secondo me è stato sontuoso, in alcuni atteggiamenti ha rifatto vedere Culi, perché forza fisica, impatto fisico, velocità, percussione penetrativa quando è andato fino dentro l'area avversaria a portare questa palla, a creare una superiorità numerica che poteva anche finire in episodio da gol, un episodio fondamentale per la partita. E Quara è quello lì, ha sentito troppo la partita fin da subito, secondo me è molto meglio di quello che ha fatto vedere oggi. Siamo tutti contenti, però a volte ha sofferto questo impatto fisico, questa marcatura uomo dell'avversario, perché lui è un calciatore straordinario, più gli stai addosso e più riesce a divincolarsi, perché ha questa tecnica in rapidità nello stretto che andargli sempre addosso d'ufficio così ti vengo sempre a montare sui piedi non è tanto produttivo contro di lui. Invece oggi l'ha un po' sofferta e ha sofferto anche da un punto di vista di tensione, perché quando l'ho tolto avevano iniziato a tirargli un po' i muscoli e quella è la tensione della prima con la maglia del Napoli, l'emozione, perché lui è emozionatissimo di giocare nel nostro campionato e soprattutto con la maglia del Napoli. Corriere della Sera. Sì, salve, eccomi qua. Lei ha fatto diversi appelli alla personalità, alla leadership. Forse il suo è stato anche un modo per alzare l'asticella e per avere una risposta come quella di oggi, che almeno a me è sembrata, soprattutto dopo il gol subito di Lasagna, un'assunzione forte di responsabilità da parte di tutti. Cioè, mi è sembrato che ciascuno volesse fare la sua parte, così da non far rimpiangere, tra virgolette, chi non c'è più. Sì, è vero, è proprio così. Si tenta di
di obbligarli ad assumersi delle responsabilità che prima si prendevano facilmente d'ufficio gli altri che c'erano, perché erano calciatori che se le andavano proprio a cercare. Però questi hanno reagito bene, hanno reagito molto bene, hanno fatto vedere fin da subito, in primis Di Lorenzo, per le parole che ha detto, per il comportamento che ha avuto ieri, per il comportamento che ha avuto durante questa settimana nello spogliatoio e negli allenamenti, che come ho detto poi in conferenza, di solito le mie conferenze sono sempre la sintesi di quello che si vede, perché non è che io vada a inventarmi qualcosa, perché tanto poi se dici cose false, se sei bugiardo, la squadra non reagisce perché vieni subito sgamato, insomma, ecco. Invece dicendo che faranno di tutto per far innamorare gli sportivi, si è visto fin da subito, da questa settimana, perché poi c'era il problema che non aveva problema, tra virgolette, perché secondo me il Presidente aveva scelto bene a farci stare tutte queste amichevoli in ritiro senza farci fare questi voli transoceanici che costano delle fatiche enormi andare a fare poi queste partite in America, in Cina, torni sei spappolato dai voli, sono un costo a livello fisico, mentre quel costo lì te lo puoi spendere facendo allenamento sul campo, però allo stesso tempo di là c'è il fatto che non sei abituato a quella garra lì, a questa curva qui, perché è una delle più famose, quella del Verona, dove poi ti stanno con il fiato sul collo e bisogna reagire, come diceva lei, con personalità, far vedere che si ha personalità. In alcuni momenti si poteva anche far meglio, però in molti altri lo hanno fatto. Velocissimamente faccio appello alla sua sincerità. Dica la verità, lei se l'aspettava una gara così? La prima, da una partita... Questo è un risultato importantissimo, per certi versi anche un po' clamoroso, non solo per il risultato, perché poi c'è il gol annullato e c'è altre situazioni, l'occasione di Zerbin che è andato. La prestazione me l'aspettavo, è chiaro che poi riuscire a vincere una partita così contro una squadra di carattere come quella del Verona, perché ha calciatori di carattere, noi ne abbiamo seguiti diversi, voi stessi avete scritto dei nomi senza farli che potevano essere un rinforzo per noi, per cui questo è motivo di soddisfazione, perché è segno che abbiamo fatto una grandissima prestazione. Ecco, ci sono dei calciatori che veramente hanno fatto una grande gara, si diceva prima di Kim, Lobotka è un altro di questi, Di Lorenzo, Rachman, no, oggi è veramente difficile andare a cercare anche quello più velenoso, è difficile trovare qualche cosa che non è andato, come possesso palla abbiamo fatto una grande partita. Grazie a lei. Chiedo scusa, abbiamo fatto un'eccezione, a parte Radio Rai che gli spetta per il Corriere della Sera 2 domande, però adesso una sola. No, infatti faccio solo una sola dalla Georgia direttamente. Io posso pronunciare il cognome per te. Buonasera, anzitutto complimenti per la vittoria. Vorrei approfondire il discorso di Kvaratskhelia, ovviamente la strada era lunga e non posso saltare. Aspettava che l'esordio suo sarebbe il gol e assist. Secondo lei? L'abbiamo comprato per questo. Quando non lo fa sarà un problema per lui e per lei. Questa è la regola, è quello che deve fare, è normale. Ne deve fare più di una, allora gli facciamo complimenti dopo. E può portare complimenti in Georgia a quella bellissima nazione lì, ok? Grazie. Vengo subito da te, la TV coreana e la TV. TV coreana, grazie. A posto, stanno. Finché possibile io parlerò con italiano. Bravo. Oggi Kim, quell'azione Kim, secondo lei quello che voleva tutto riuscito? Kim è stato perfetto, è stato sontuoso in molte situazioni, è stato
mostruoso per forza fisica e per personalità. Ho detto prima che in molte situazioni abbiamo rivisto giocare con noi Koulibaly a vedere Kim. Mister, la gara forse si è vinta anche con un gioco importante sulla mediana. Lei diceva prima Lobotka, ma non solamente lui, anche Issa, lo stesso Zielinski, però mancava Fabian Ruiz ed è stato a Napoli, quindi apriamo anche un pochettino magari il discorso legato al mercato. Eccolo quello che gioca a palla avvelenata, via, me la butti che io gliela ributto, prego. Assolutamente, dicevo, semplicemente si guarda, serve ancora un portiere, poi Simeone non è ancora ufficiale e poi chiaramente anche su Fabian Ruiz una battuta. La squadra ha fatto vedere che sa stare in campo e che sa dove andare anche senza chi non vuol venire a giocare con noi. E di conseguenza si fanno i meriti a questi senza andare a parlare di quelli che non ci sono. Grazie. Prossima domanda, se c'è? Qui. Ciao mister, buonasera anche da parte mia. Voi avete vissuto un'estate in cui, secondo l'opinione pubblica, vi siete fortemente ridimensionati. Ripeto, secondo l'opinione pubblica. È un messaggio che lanciate anche al campionato o comunque il fatto di partire un po' indietro nella griglia di partenza, a detta di molti, può rappresentare anche un vantaggio a livello di pressioni? Non è un problema per noi, i giornali, i discorsi che si fanno, è una cosa che ha un valore importantissimo per la nostra professione, è giusto che ci siano. Noi sappiamo quello che è il nostro percorso, che dobbiamo fare, sappiamo quello che dicevo prima, qual è la responsabilità del vestire la maglia del Napoli, del non avere possibilità di scusante mai. Noi non avremo mai alibi. Quando si veste questa maglia di qui non avremo mai alibi. Abbiamo da vincere le partite e se ci comportiamo in questa maniera diventa più facile vincerle. Per cui a noi la scelta, insomma, ecco. Ultima. Salve mister, Salvatore Amoroso, Spazio Napoli, eccomi qui. Sì. Nel primo tempo soprattutto l'abbiamo vista un po', diciamo, nervoso con i due centrali perché erano con i piedi sulla linea, però lei gli chiedeva ancora di più di avanzare, così come quando partivano anche da dietro di lanciare magari di più la palla su Osimhen per qualche sponda di testa, insomma, i due esterni, e poi magari i gol subiti sono un po' di difetti della difesa che vanno ancora perfezionati. Ecco, in cosa chiede ancora di più alla sua difesa, orfana di Koulibaly? Allora, nervoso mi sembra un aggettivo un po' troppo spinto, ecco. Qualche volta devo far finta che sono importante anch'io e devo tentare di dire qualcosa. E in quel caso lì, se tu giochi la palla quando sei a 20 metri del primo avversario e poi lei è uno sveglio, si vede subito. Loro tentavano di prendere Lobotka con una delle due punte, per cui un centrale era sempre libero. Dopo averlo fatto 3 o 4 volte, uno si annoia, fa gioco da quell'altra parte. No, siccome per loro sono 20 metri a venirti a prendere, 20 metri ad andare su Lobotka, 20 metri a venirti a prendere, 20 metri a venire su Lobotka, poi se lo fai 20 volte, 20 per 20 fa 400. Allora sono metri che poi non spendi quando c'hai palla e poi a un certo punto poi abbassi questa possibilità di venire dal centrale, coprire il passaggio sulla bocca, venire dal centrale, invece loro facevano 2 volte e poi si annoiavano, perché dice è scontato, ma quell'altri corrono, continuano a farlo e poi comincia a abbassarsi quella che è la loro copertura difensiva e si libera degli spazi. Lobotka quando è entrato con la guida della palla è perché nessuno dei due ci è arrivato, ha trovato lo spazio e poi è andato là dentro, per cui era soltanto un dire queste cose qui senza innervosirsi. Lei mi è sembrato nervoso un pochettino. L'ho visto, mi sono girato 2 o 3 volte, era nervoso in tribuna, ha discusso anche con quella accanto. È uno litigioso lei.